no? E dice il marito, che quindi in un mare tranquillo arriva Messina. A Messina, quello che leggiamo, il frate non è neanche un frate, non è un altro, è l'altro, però è dedicato a Dio. Ranieri incontra un oste e si accorge che quest'oste è un oste di un bambino. Perché? Perché mischia l'acqua al vino e beve più vino di acqua. Ci sarebbe da dire che proprio ci va a fare Ranieri in osteria che appende la ventaglia, ha fatto quello che dimentica in tutto, va bene, non mangia, non beve, non fa niente, va bene, ciba, quelle cose elementari che vengono regalate perché Dio ti ha detto che non deve neanche essere delle cose, altrimenti un altro che gliela danno, deve vive perché lui nobile, è spogliato di tutte le ricchezze e vive in questa maniera. Quindi ci va la storia la racconta la storia. Cosa come mi fa vedere che fa il miracolo? Che cosa consiste? Il miracolo è che fa che dimostra che l'oste è veramente sorprendente. Infatti vedete che si fa versare il vino nella minutica, cioè questa destra grezza penitenziale, no? Viceversa non lo sulla puntata del vino avanti, la grande, il vino si scinde e nella parte sotto che cola la terra, cola il vino, nella minutica rimane l'acqua. Sapete se hai visto quant'acqua è ha diviso, ha separato il vino dall'acqua, così è la lettura, va bene? In realtà questa immagine poi è legata alla moglie dell'orso che prega per perdonare il marito, c'è lui che dice all'orso e la gatta che sta lì, una gatta vana, sta aspettando quando uno li prenderà tutti a pensare acqua del vino tutta la bocca tutta piena d'acqua di vino e va chiaro che alla fine è l'inferno. Questa è la storia che va bene tutta la gente che cammina e che guarda e si fa come della croce nel campo di vino. Questo è il piano contrario, ma noi sappiamo che nei diritti medievali e tanti altri esiste un piano più sofisticato, che è il piano economico, che vuol dire sulla base di quello che ho detto, che Sarranini, o meglio le opere di Sarranini, queste rimane Sarranini, grazie al fatto che è intercessore attivo, come segnalo nella passata, nei confronti del Signore, quindi è ascoltato dal Signore, ha fatto un miracolo che è quello di separare il vino con la buona vigna, vogliamo vedere in questa maniera, no? Grazie all'acqua, dall'acqua. Spiego? Dall'acqua. Quindi la Sicilia è separata, la Sicilia era la Calabria e l'isola. Quindi
la Sicilia da quel momento, 1500 a Finlandia, sarà separata dall'acqua dello stretto, dalla Gallia, come si chiama la Sicilia. Spiego. Ed ecco che la cosa coincide con il fatto che Ranieri già in Mediterraneo viene chiamato ripetutamente Ranieri ex-acqua. Negli studi ancora si chiedono ma che cosa significa ex-acqua, non può essere chiamato ex-acqua quando il fatto è avvenuto dopo. Spiego, però il fatto che è avvenuto dopo è disegnato perché Ranieri si chiama acqua. Spiego, probabilmente le ultime ricerche parlavano con il professore di fisica, mi davano i dati, probabilmente Ranieri dovrebbe essere siciliano, non è vero, non ci credo, però mi dava tutti questi dati. Poi magari possiamo aprire un'altra parentesi sulla fisionomia di Ranieri, da dove doveva essere. Rimaniamo nel nostro fatto. Quindi capite che è un avvenimento politico. Quindi dov'è che hanno pensato tutti gli studiosi finlandesi? Nel dire che il braccio di Caranieri si chiama di Caranieri perché Ranieri si è fermato a Messina, cioè legato il nome alla vita temporale di Ranieri, mentre il nome è semplicemente una dedica al fatto del processore, che è avvenuto per un fatto politico, non religioso, ma la religione la politica sinistra, perché chi vuole questa separazione? Il Papa Gregorio XI, il quale Gregorio XI è così affezionato a Ranieri perché ce n'ha un'altra cosa ragionare, perché nella vita dell'università Ranieri fa una profezia e dice allora Ranieri vive dal 1118 al 1170, va bene? Quindi che cosa profezia? Questi romani non si meritano di avere il Papa potrebbe cambiare sede e lasciare Roma. Tutti quanti noi sappiamo che il Papa cambierà sede e andrà ad Avignone. Spiego. Tra l'altro nei terreni della regina Giovanna, visto che è la contessa di Provenza, si fa pagare 80.000 violini il fatto di dargli i terreni, va bene, e vicolo per costruire il palazzo papale che ancora oggi ci siamo. Quindi il Papa cambierà della sede, va bene, il Papa. L'ultimo di questi papi, cioè colui che ha trattato quando ancora non era praticamente seguiva tutte le sorti dell'Italia meridionale sotto Urbano V, poi alla morte di Urbano V che stava per concludere la situazione, però muore, va bene, e quindi succede nel giro di pochissimi giorni Gregorio XI continua la politica di Urbano V, poi Gregorio XI vogliono riportare il papato a Roma. Infatti Gregorio XI è il papa che il papa sta a Roma, ci rimarrà poco, va bene, nel senso che rimarrà a Roma, però alla morte di Gregorio XI Papa Urbano VI si troverà nella condizione che eletto soprattutto da i francesi, e i francesi vogliono che il Papa lo caccia per intendere. Per cui hanno originato il grande scisma. Il grande scisma porterà una scissione quindi del Papa, ci sarà contemporaneamente per 40 anni un Papa a Roma e un Papa ad Avignone. Chi è Urbano VI? Urbano VI è pare che sia un Ranieri, perché è vero che è napoletano di nascita, ma la famiglia è toscana. Sua nonna si chiama Cancelli. Se pensiamo che andiamo a cercare nelle vari libri, varie cose, sua nonna si chiama Cancelli e il nome, il cognome di Ranieri è Ranieri Cancelli. L'altra alternativa è Ranieri Sciacca, da ex-acqua, cioè proveniente da Sciacca. Spiego, ma questa cosa i toscani non la vogliono sentire, si offendono pure perché Ranieri deve essere del posto Cancelli, cioè
cioè come noi siamo campanilisti